comunque andrà a finire, il Partito Democratico sbaglierà qualunque decisione prenderà, perché dovesse votare a favore dell'ineleggibilità, questo significherebbe sconfessare tutti gli anni precedenti dal 94 a oggi, ma soprattutto vorrebbe dire far cadere il governo. Perché non l'avete votato con prima? Silvio Berlusconi. Perché non l'avete votato prima? Invece votare contro significherebbe, e probabilmente sarà quello che succederà perché Epifani ha già detto sono contro l'ineleggibilità di Berlusconi, agli occhi di un elettore dare ragione a Grillo che dice il PD è il PD meno L, il PD è il miglior amico di Berlusconi, è quello che gli fa i favori. Lei è proprio quello che nella sua campagna elettorale addirittura non voleva neanche chiamare per nome Berlusconi, lei lo chiamava il principale esponente dello schieramento avversario. Non pensa oggi che forse tutti questi nodi siano venuti al pettine, che sia stata minata la credibilità del Partito Democratico nei confronti dei suoi elettori? Cioè tutti quelli che volevano chiamare per nome Berlusconi hanno votato Movimento 5 Stelle? Questo no, perché non c'era allora, nel 2008 non c'era il Movimento 5 Stelle, quindi votarono per il Partito Democratico. Però forse è nato anche per questo, no? Per la mancanza di un'opposizione guardi, forte. io penso questo, che è quello che poi ho scritto nel libro. Io penso che Berlusconi si alimenti dell'antiberlusconismo, cioè Berlusconi vive e prospera. No, ma questa è un'opinione politica. Non l'ha mai visto l'antiberlusconismo? No, ma ecco, non è vero, si sono fatte battaglie si aspettava voi. campali. Vabbè. Per molti anni... Dimmi un atto ostile che avete fatto nei confronti di Berlusconi in 20 anni. Dimmi una legge che gli avete cancellato che lui aveva fatto. Ma io sono allibito quando sento questo. Per esempio, quando si fece, visto che mi chiedi di citarlo, te lo cito, quando si fece la manifestazione a Roma con Cofferati, si fece cascare il governo Berlusconi. Non per caso nel 94, come forse ricorderai, era una grande manifestazione. Ha fatto cadere Bossi il governo Berlusconi. Vabbè, sì, ma sempre, Marco, ragionando così, che ti devo dire? Hai ragione, nel senso che che... l'ha fatto cadere la manifestazione di Cofferati, il governo Berlusconi. Guarda, quando è caduto è stato per Bossi, quando è stato per colpa nostra, così a te il quadretto ti ritorna sempre tutto pieno e perfetto. Ma di che parli? Ma quale manifestazione? Mi fai rispondere alla domanda? Tu non c'eri alla manifestazione perché faccio il giornalista. No, non perché fai i giornalisti, possono anche venire a manifestazioni. Michele è venuto a tante manifestazioni, potevi venire pure tu, quindi non farei spiritosaggini sulle manifestazioni. Manifestazioni si fanno. Quello era sull'articolo 18. Esatto, era sull'articolo 18. Non sarei mai mancato io. Ecco, ma che articolo 18? Nel 94 era la riforma delle pensioni, semmai. Vabbè. La manifestazione State di Cofferati. confondendo addirittura le manifestazioni. La manifestazione di Cofferati, quella nazionale a Piazza non era il 94, era il 2002. Berlusconi ha governato altri 3 anni dopo la manifestazione. Avete proprio una confusione anche nelle date. Manifestazioni non sono materia tua, altro sì. No, ti assicuro. Ma manifestazioni non sono materia tua. Comunque adesso è inutile, stiamo Vabbè, l'hai fatto cadere tu il governo Berlusconi, non Bossi. Sì. Ma cosa dici? Stiamo parlando del 94. Ma che stai dicendo? Nel 94 non c'erano le manifestazioni di Cofferati. E lui ha parlato del 94, mica io. Ha detto che la manifestazione di Cofferati ha fatto cadere Berlusconi nel 94. Berlusconi nel 94 è caduto perché Bossi gli ha tolto la fiducia sulla riforma delle pensioni. Ma che vuol dire? Ma la storia, ma che dove l'hai studiata? Ma è chiaro che un governo cade perché qualcuno gli toglie la fiducia. Travaglio, sì, serio, per favore. Dal punto di vista politico, quella manifestazione fu la fine del governo Berlusconi. Ma insomma, adesso è inutile che stiamo a continuare su questo. Quindi la faccio ammenda perché effettivamente io con tutte queste cose mi sono incasinato perché ho confuso. Cioè, io ero convinto che stavamo nel 2000, mentre invece loro stavano parlando del 94. Scusa, ma insomma, per quanto mi riguarda, io mi riferivo alle manifestazioni di Cofferati successive. Oggi per il PD però è impossibile. Cerchiamo di mantenerci su periodi storici definiti, così anche io faccio meno fatica a seguire. Oggi per il PD è impossibile votare per l'ineleggibilità di Berlusconi. Lei ritiene però di assumersi delle responsabilità per il passato? Avete sbagliato a non votare allora per l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi? Guarda, diciamo, la valutazione dei dati sulla base dei quali si confeziona un giudizio di ineleggibilità è affidato in primo luogo alla giunta che si occupa di questo. Lì è chiaro che Berlusconi era in una condizione che dal punto di vista formale poteva essere, diciamo, difesa, dal punto di vista sostanziale no, perché Berlusconi è il proprietario, ma l'errore vero è stato quello di non aver fatto la legge sul conflitto di interesse.
Quello è stato l'errore vero che la sinistra ha compiuto. Sono anche molto smemorati però questi signori, Walter, abbi pazienza. Cioè, Liliana Ferraro si è ricordata 20 anni dopo di essere stata avvertita dei colloqui fra il Ross e Ciancimino. Cioè, ci sono stati tantissimi smemorati, hai ragione. Tutte le persone che conosciamo sono tutti santi, però poi o si dimenticano tutto per 20 anni oppure lavorano per coprire l'emergere della verità. Allora il problema è che andare sempre alla ricerca di altre entità che occultano e fanno le cose di nascosto anche sotto il naso dei politici, mentre i politici, figuriamoci, Scalfaro è un santo, Napolitano super santo, Ciampi santissimo, Conso figuriamoci, Mancino chi può sospettare di Mancino, il generale Mori, ma chi può sospettare del generale, ma il capitano Ultimo, ma vogliamo sospettare del capitano Ultimo, ma sono tutti insospettabili, però alla fine poi questa trattativa chi l'ha fatta, chi l'ha autorizzata e chi per 20 anni l'ha coperta sepolta sotto la coltre della smemoratezza fino a quando i mafiosi l'hanno raccontata, mentre gli uomini dello Stato facevano di tutto per non farla venire fuori. E questo è il punto debole della tua ricostruzione, secondo me. Cioè non possiamo continuare a dire che tutti quelli che conosciamo sono santi, mentre invece i cattivi sono quelli che non conosciamo, perché allora non scopriremo mai niente. Quindi, siccome sono portato a credere, e penso tu con me, che Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Loris D'Ambrosio o tanti altri la mafia l'hanno combattuta per tutta la vita e non l'hanno certo aiutata, allora no, parla per te, io non ho parlo fatto per me, questa parlo per me, guarda, su Carlo Azeglio Ciampi io ne ho un'altra, sì, parlo per me, però prima di dire una frase di questo genere, Marco, scusami, dovresti dimostrarlo, perché che Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano non abbiano combattuto la mafia è un argomento, ma combattere la mafia non vuol dire niente, io sto parlando della trattativa. Sto parlando della trattativa e del tentativo di non farne emergere i partiti. Poi combattere la mafia è un bellissimo slogan. No, non è combattere la mafia. Combattere la mafia significa che hanno taciuto per 20 anni su cose che sapevano e che hanno cominciato a tirare fuori a pezzettini quando hanno parlato. Che Carlo Azeglio Ciampi però sono cose complicate, saranno anche complicate, ma se non parlava Ciancimino e Spatuzza, questi ancora non avevano detto una parola sulla trattativa. Dico solo, sono cose